Benvenuti. Una città murata di origine medievale, una storia intricata e affascinante, la risposta padovana all'odierna Castelfranco. Parliamo di Cittadella. Questo e molto altro nella nuova puntata di Qual Buon Veneto. Troviamo soltanto a pochi chilometri da Padova. Questa zona era già popolata al tempo dei Romani. La famosa via Postumia, che collegava Genova con Aquileia, passava proprio in queste zone. Comunque, dal 1220 sorge Cittadella. Secondo gli storici, non tutti effettivamente gli storici, Cittadella è stata la risposta di Padova alla costruzione da parte di Treviso di Castelfranco Veneto. La differenza però fra Cittadella e Castelfranco è che Cittadella è una vera e propria città fortificata, una città autonoma, con proprie leggi e propri statuti. Nel corso della sua storia, Cittadella ha seguito le sorti di Padova, prima con la dominazione degli Ezellini, poi i Carraresi e poi gli Scaligeri e poi ancora i Carraresi, fino al 1400, con la fine della famosa Guerra di Padova. Con la vittoria, la Serenissima si assicurò il dominio sull'intero Veneto, compresa ovviamente Cittadella. Però diede a Cittadella un'opportunità unica, la crescita, una crescita esponenziale dal punto di vista economico, demografico e urbanistico. Alcuni potrebbero obiettare che non ci sono molti segni della presenza di Venezia in queste zone, ad esempio mancano le caratteristiche, o ce ne sono poche, le caratteristiche ville venete. Il motivo è da ricercare in Castelfranco. Per Venezia, Castelfranco e la zona del Trevigiano erano le zone più importanti dove poter puntare. Quindi Cittadella venne automaticamente in secondo piano. Tra il 1774 e il 1826 tre architetti costruirono il Duomo, che trovate qui alle mie spalle. Un edificio che merita davvero di essere visitato. Uno di questi tre architetti fu Domenico Cerato, l'ideatore, l'architetto di Prato della Valle al centro di Padova. Le mura di Cittadella sono davvero uniche. In tutta Europa non esiste città con le mura, la cinta muraria di forma ellittica, che sia percorribile e visitabile come quelle di Cittadella. Tutta la cinta muraria, una volta percorsa, è lunga 1,5 km più o meno. È alta 14 metri e in alcuni punti è alta fino a 30 metri. Le mura sono poi spesse ben 2 metri.
Passata la porta di Padova, sorge la Torre di Malta. La Torre di Malta non è altro che una prigione così atroce, e la fama sua era tale che Dante Alighieri nella Divina Commedia ne fa proprio menzione. Beh, non c'è nulla da dire. Cittadella è una meraviglia indiscussa. Il nostro viaggio per oggi termina qui. Non dimenticate di vedere la foto della settimana inviataci da Weiner di Polonia, che ritrae la diga del Vajont. Grazie per averci seguito, a presto!